Siamo ritornati in studio con Target dopo la pausa del Target speciale della scorsa settimana dedicato al mandorlo in fiore e in particolare ai bambini del mondo, un omaggio che abbiamo fatto a questa importante manifestazione trasmettendo appunto una parte del ricco programma che ha visto per oltre una settimana a Agrigento, al centro del mondo. Grazie al folklore sono partiti dalla nostra città messaggi di pace, di fratellanza, di cultura, veramente l'ombelico del mondo, se vogliamo un po' riprendere una vecchia canzone di Giovanotti. Grazie ancora della vostra preferenza, siete sintonizzati col digitale terrestre, l'LCN 92 in quasi tutta la Sicilia e naturalmente in tutto il mondo su www.televideoagrigento.tv, dove negli orari convenzionali, ovvero il mercoledì in prima serata e poi durante la settimana, va in onda Target, il vostro talk show preferito, questo salottino insomma che sicuramente vi porta a conoscenza, oltre che di persone, anche di fatti, avvenimenti, di situazioni del nostro territorio. La mission del nostro programma è proprio questo, quello di amplificare, di dar voce a tutto quanto di bello e di buono succede nei vari campi nel nostro territorio. Ritorniamo in studio, dicevamo, dopo la pausa del mandorlo in fiore, parleremo anche di mandorlo in fiore in questo appuntamento, però passo subito a presentarvi gli ospiti di questa serata con i quali vi terremo compagnia per circa un'ora, con la speranza che i nostri argomenti possano essere di vostro interesse. Inizio con il presentarvi Adriana Iacono, lei è una scrittrice, è docente di lingua, insomma tante altre cose. Parleremo del suo ultimo lavoro che si chiama Wenumapu. Buonasera, grazie. Proseguiamo con Marco Vullo, assessore al welfare e altre importanti deleghe del comune di Agrigento per delle cose che sono in itinere, che sono fatte e che saranno fatte. Vi terremo insomma informati su questo importante settore della vita amministrativa della città. E poi Carmelo Roccaro, lui è il presidente della cooperativa sociale Al Carub, con lui parleremo di un'importante iniziativa che tra le tante cose che fa questa cooperativa insomma ha aperto da qualche giorno, ovvero questa falegnameria sociale, ma anche dei grandissimi appuntamenti di questo importante progetto della città e non solo. Buonasera, grazie. Proseguiamo con il segretario provinciale di CNA Agrigento, Claudio Spoto, nonché mio amico e collega giornalista. Tantissime le iniziative della CNA che riguardano il territorio e gli artigiani, il commercio, insomma l'economia in generale. Grazie. E poi appunto per parlare di mandorlo, di folklore e non solo, ma anche per dare il giusto riconoscimento che lui ha ricevuto, per amplificare questo riconoscimento, ci spiegherà poi che cosa è successo Riccardo Caciccia, neo assegnatario del premio Sikelos. Sono questi i nostri ospiti e al quale chiedo subito proprio una risposta telegrafica di 10 secondi ciascuno, come e se hanno vissuto il mandorlo in fiore. Adriana Iacono. Purtroppo l'ho vissuto pochissimo quest'anno per varie circostanze, però è sempre bello, è sempre una festa ed è bello ritornare dopo insomma un po' di anni di pausa. Come ha vissuto il mandorlo? La città ha riabbracciato la festa del mandorlo con alcune difficoltà, senza ombra di dubbio migliorabili, ma credo che sia stata una bellissima festa. Carmelo Roccaro. Io posso dare il punto di vista della ristorazione, perché noi come cooperativa gestiamo anche un ristorante e devo dire che è stata l'edizione che ha visto più presenze anche a tavola rispetto alle altre annate, quindi sicuramente positiva. L'economia insomma un po'... Sicuramente rispetto alle altre edizioni è stata più positiva da questo punto di vista. Claudio. Io non l'ho vissuta costantemente ma intensamente, poi con la CNA che è stata protagonista in una delle giornate di questa splendida settimana, quindi una grande kermesse sempre molto
sentita, molto partecipata e che finalmente ha riabbracciato un po' quelli che sono i valori autentici della concordia, della pace, ma anche dei valori economici, perché come diceva chi mi ha preceduto, è stato anche un volano importante per l'economia. È inutile chiederlo a Riccardo, insomma, lui è stato praticamente 10 giorni, a parte il prima, senza chiudere occhio e senza riposarsi. Sì, è stata una lunga maratona, però contento e soddisfatto sia dal lato artistico che in tutti i sensi. E chiaramente, come ha detto Marco, con qualche difficoltà che sicuramente potrà essere migliorata in futuro. E a proposito di Mandorlo, insomma, tu sei uno che le cose le dice, non le manda a dire, le commenta. Io ho visto che in realtà c'è stata una grande partecipazione, ne parlavamo proprio prima della sigla, anche nella prima domenica, come se fosse la serata, cioè la giornata finale. Sì, io ricordo quando ero piccolo che si apriva negli anni 60 con una banda di musica o le famose Maggioretti, quindi la prima domenica non c'era mai quasi nulla. Tanto per dire abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato, perché si aspettava l'accezione del tripode per dare un full immersion dopo. Invece questa prima domenica ha visto la presenza non so quanto artisti, già c'erano più di 25 gruppi tra bande piccoli, internazionali, regionali, quindi c'era un afflusso di popolazione incredibile che io non ho mai visto effettivamente come prima domenica. E dal punto di vista invece personale del gruppo Città di Agrigento, un impegno importante anche per i ballerini, ecco, come sempre lo vivo sempre come il primo attore, perché ancora ora come testimone. Ti ho visto ballare a Palacongressi e hai ballato anche bene. Il premio, ti ringrazio. Nonostante la tua veneranda età. Infatti il sindaco mi ha consegnato la targa assieme a mia moglie Letizia, che da 45 anni non ci fermiamo e balliamo. Quindi con orgoglio lo faccio, ho riaperto di nuovo i bambini che avevano un entusiasmo, i bambini, ed è quello che io dovrò andare a trasmettere ancora, ma come tanti altri, altrimenti il folklore rischia di scomparire. Quindi si parte dalle scuole. Io ho un progetto con la scuola Anna Franca dove sistematicamente ogni venerdì 3 ore, 2 ore vado la mattina e vado a insegnare ai bambini di cantare in siciliano, di ballare, e vedo che hanno entusiasmo, quindi noi grandi dobbiamo trasmettere principalmente l'entusiasmo. E lo abbiamo visto con i Bambini del Mondo, il Festival Internazionale, 20ª edizione, che ha dato veramente la prova come i bambini ci tengono alle tradizioni, ma sono bravi. Ho visto gruppi internazionali che erano, non dico professionali, ma quasi, quindi già si vede che hanno una buona scuola artistica nelle loro nazioni, e quindi questo è lodevole. Anche un plauso a Luca Crescenzo, giusto, che ha saputo scegliere i gruppi del bambino. Carmelo Roccaro, il Ginger People Food ha offerto qualcosa di particolare in occasione della sagra, oppure la sua cucina è veramente sempre internazionale? No, sicuramente, a parte che la cucina parte dalle radici siciliane con vari innesti che arrivano da varie culture, però noi la domenica del mandorlo abbiamo proposto per esempio un menù dedicato al mandorlo con delle pietanze dove la mandorla era presente, quindi compreso il couscous, perché abbiamo fatto un couscous dove era presente anche l'ingrediente mandorla. E il couscous di Maremma, insomma, è un qualcosa di particolare, sì, no? Sì, devo dire che stiamo avendo molti riscontri soprattutto da persone che arrivano da altre parti della Sicilia e che vengono apposta per mangiare questo couscous, che evidentemente è riconosciuto come buono. Il progetto diciamo ristorazione fa parte anche del più grande progetto della cooperativa sociale Al Karub. Ne vogliamo un po' parlare in sintesi di come nasce, perché nasce e che cosa fa? Certo, la cooperativa è una cooperativa sociale di tipo misto, quindi A e B, ma che predilige l'aspetto dell'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.
Ci rivolgiamo quindi a persone che hanno delle difficoltà di vario genere, tra cui anche per esempio minori stranieri non accompagnati che si trovano sul nostro territorio, e in particolare stiamo portando avanti un progetto insieme al Comune di Torino e a Slow Food International che si chiama Youth and Food, che è rivolto a 60 minori stranieri non accompagnati per l'accompagnamento di questi ragazzi, una volta diventati maggiorenni, alla formazione e all'inserimento lavorativo nella filiera agroalimentare, tra cui anche l'apicoltura, che in qualche modo ha avuto un importante punto di appoggio proprio nel laboratorio di cui accennavi prima. Sì, ne parleremo in seguito del laboratorio, di questa ape operosa, sì. E l'operosità insomma è segnale che si fa e si fa tanto. Sì. Io credo che queste cose vadano sicuramente, come dicevo appunto, la mission di Target ampliate, amplificate e fatte conoscere. E a proposito di volontariato, di politiche sociali, l'assessore Marco Vullo so che va a camminare sempre con le mani aperte, nel senso che non lascia mai nulla di indentato, non lascia mai nulla indietro per cercare di dare di più in questo settore che, dobbiamo dire, è un po' particolare, più che politico e sociale. Marco. Ma il comune deve essere, diciamo, la casa di tutti, deve abbracciare soprattutto le fasce più deboli, i soggetti svantaggiati, come diceva poco fa Carmelo Roccaro, che con lui e con altri soggetti del terzo settore, parrocchie, stiamo cercando di individuare l'opportunità di sederci tutti attorno a un tavolo e discutere proprio per fare rete. Sono temi fondamentali in un territorio, il nostro, che è abbastanza complicato, aggravato dal post-Covid, dove ci sono e continuano ad esserci delle grandissime difficoltà, però attraverso il dialogo, che è una parolina magica ma è molto funzionale, noi dobbiamo riuscire a mettere in campo tutte quelle energie positive che il territorio ha, e ce ne sono tante, per impostare e costruire un percorso che ci metta tutti insieme per poter dare veramente una risposta concreta alle fasce deboli della nostra cittadina. E a proposito di sinergie, proprio di questi giorni, il progetto Micropolis, con cui insomma il Comune e le belle realtà di Fontanelle state facendo qualcosa di speciale, insomma. La Micropolis è una progettazione che fa capo soprattutto alla grandissima buona volontà del Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme, a cui va il mio plauso. E noi come comune siamo stati dei facilitatori rispetto al progetto, perché finalmente, nonostante le difficoltà di carattere burocratico, siamo riusciti a mettere a disposizione un locale nel territorio di Fontanelle che poi darà vita al progetto, che è rivolto a fasce sociali particolari, soprattutto ai bambini, e si racchiude all'interno del contesto proprio della rete, perché lì ci sarà presente la parrocchia, c'è presente il quartiere con il comitato di quartiere, quindi tutti questi enti che insieme fanno rete e costruiscono il dopo. C'è voglia di stare insieme o ognuno insomma cerca un po' di coltivare il proprio campanile? No, realmente oggi si è entrati veramente nell'ottica che da soli non si va in nessuna parte, e il dialogo, dico, costruttivo. È ovvio che ci vuole poi mamma comune, perché così la intendo io, che deve essere il centro di tutto per raccogliere le idee, per raccogliere l'entusiasmo di molti. Certo, qualche piccola discrasia c'è, ma basta ragionare sempre in semplicità, con trasparenza, con voglia di fare, e credo che tutto possa essere risolvibile. E questo insomma a vantaggio naturalmente di tutta la nostra comunità, in questo caso particolarmente a Fontanelle per questo progetto, insomma, ma la sinergia con tutti gli attori del territorio porta sicuramente bene alla città e al territorio. Claudio, anche il CNA ha avuto una bella finestra, uno spazio importante nel Mandorlo in Fiore. Sì, ci siamo ritagliati uno spazio significativo all'interno del Mandorlo in Fiore. Ringrazio il Comune di Agrigento per la disponibilità, ringrazio anche il direttore del parco Roberto Sciarratta per la disponibilità, anche lui ci ha dato il Pala Congressi, il direttore artistico di Maida. Ecco, ci siamo inseriti in questo
prestigioso contesto, e lì la CNA assieme ai consorzi di tutela del pistacchio di Raffadali, dell'arancia di Ribera e del cioccolato di Modica, tutti a marchio comunitario, abbiamo acceso i riflettori sui prodotti, ecco, che sono un veicolo importante per sostenere l'economia, per sostenere le imprese, per sostenere i nostri prodotti. E quindi CNA Agrigento assieme a CNA Ragusa e CNA Sicilia. Stiamo vedendo delle immagini che sono attinenti. Stiamo vedendo queste belle immagini di sabato al Palacongressi del Villaggio Mosè, una bella giornata in cui abbiamo apprezzato un momento espositivo sia dell'agroalimentare che dell'artistico tradizionale, le eccellenze del territorio e il saper fare dei maestri artigiani, un connubio certamente importante che potrà dare slancio all'economia. E quindi in questo contesto abbiamo realizzato questa iniziativa per appunto fare veicolare, far conoscere meglio questi prodotti, e abbiamo all'interno proposto anche un seminario con autorevoli interventi, soprattutto perché noi puntiamo, oltre a far conoscere i prodotti, a promuovere questi prodotti di qualità, ed è intervenuta la manager del SIGEP, che è la finestra internazionale e la vetrina importante dell'agroalimentare della fiera di Rimini, è venuta qui da noi perché questo format che abbiamo sperimentato qui ad Agrigento e che sarà itinerante perché farà altra tappa a Modica, questo sodalizio tra il cioccolato di Modica, il pistacchio di Raffadali e l'arancia di Ribera. Abbiamo inserito, ovviamente essendo da Agrigento e nel contesto della festa del mandorlo, la mandorla del Parco della Valle e dei Templi, e quindi ecco, vogliamo promuovere questi prodotti fuori dai confini e renderli sempre più un'attrazione, tant'è che noi in questo contesto abbiamo donato degli shopper ai gruppi internazionali, quindi una borsa con il logo della manifestazione CNA Arte e Gusto, con i loghi di tutti i partner. Ringrazio la scuola Ambrosini di Favara, gli allievi e l'associazione provinciale dei cuochi e dei pasticceri di Agrigento che ha poi realizzato la masterclass, la degustazione. È stata una bella giornata di festa, ma soprattutto di promozione e valorizzazione. Ecco il ruolo della CNA in questo contesto di coordinamento, perché vogliamo essere punto di riferimento nel territorio, ma con segnali tangibili per trascinare, per promuovere aziende, prodotti e territori. CNA Agrigento come si inserisce nel contesto nazionale? Perché so che, insomma, che la CNA forse, non so se è la più grande organizzazione del settore in Italia, ma ha un peso importante. Agrigento, diciamo, la CNA ci siamo? È prima nel territorio agrigentino come organizzazione datoriale, prima a livello regionale, è una grande organizzazione che ha un ruolo importante non solo per l'erogazione dei servizi che sosteniamo e che eroghiamo, che offriamo alle nostre imprese artigiane e non, perché ci occupiamo anche ovviamente di commercio, del terzo settore, di turismo, ma anche la rappresentanza politico-sindacale, il momento anche di valorizzazione dei nostre migliori prodotti. Quindi la CNA è veramente un'organizzazione che sta accanto. E credo che l'artigianato stia alla base dell'economia agrigentina e la sorregge in maniera forte. Devo dire che l'artigianato e le piccole e medie imprese sono la colonna vertebrale dell'economia, è quella che poi mantiene la struttura portante dell'economia, ma anche italiana, con il Made in Italy, perché è sempre questo il fiore all'occhiello della nostra economia, perché poi ci sono tante filiere che ovviamente hanno una importanza straordinaria e produttive ovviamente, ma l'artigianato, il nostro saper fare degli artigiani che con tanta passione, con tanto amore, io oso sovente dire l'intelligenza delle mani, perché i nostri artisti i nostri maestri artigiani sono degli artisti e poi i prodotti sono autentici. E poi mi piace questa tua passione, Claudio, sì, una grande passione, una grande passione. Lì all'interno del CNA
Cioè non è solo un lavoro e un mestiere, insomma, è una passione veramente. Mi hanno contagiato, quindi devo dire che adesso incarno questi valori in maniera costante, con grande impegno e con grande passione. Complimenti veramente. Del mio lavoro che lavoro alla Camera. Il microfono. Col mio lavoro che lavoro alla Camera di Commercio per 30 anni sono stato all'artigianato, quindi conosco il settore. Condividi quello che diceva anche Condivido Claudio. con lui. Perché E poi ho sentito anche, ho letto credo, Carmelo Roccaro me ne dà sicuramente ragione o meno, che anche Al-Karub all'interno del parco ha fatto o sta facendo qualcosa con Diodorus, insomma quelli che sono i prodotti tipici dall'interno del parco, vero? Sì, noi alleviamo le api all'interno della valle e produciamo il miele a marchio Diodorus. Quindi il marchio Diodorus che abbraccia tutto quello che c'è all'interno del parco. Abbraccia i prodotti ricavati dallo sfruttamento di ciò che è all'interno del parco, vigneti, uliveti, mandorleti, così come dal 2012 abbiamo anche le api che producono il miele. Quindi, e contribuiscono anche all'impollinazione, che non è una cosa da poco, insomma. Mia figlia gradisce i millefiori. Io un po' quello un po' più forte, una volta ne ho preso uno del castagno, mi sembra che magari è un po' più... Probabilmente quello è un monoflora, perché il castagno è piuttosto intenso. Qual è il migliore? Dipende dai gusti, ci sono i monoflora e i millefiori, quindi i millefiori dipendono dalle zone e dai periodi dell'anno. Ma è vero che se muoiono le api muore la terra? Diciamo che soffrirebbe sicuramente tanto. Si dice soffrirebbe. che ecco questo, ma forse la terra riuscirebbe in qualche modo a trovare un... Però sarebbe una perdita. Sarebbe una perdita, ecco, però diciamo sono fondamentali ma adesso stanno pensando di sostituire le api anche con i droni per l'impollinazione, quindi siamo arrivati a un punto. Torniamo indietro che è meglio. Siamo arrivati a un punto di... Comunque sì, le api sono essenziali per la vita, insomma, nel nostro pianeta. Bene, abbiamo con noi Adriana Iacono, che noi insomma, abbiamo invitato per le sue molteplici attività, ma soprattutto in questo periodo per questa sua nuova produzione. È uscito da qualche settimana. Sì, la versione ebook è uscita a dicembre, se non sbaglio, il cartaceo è uscito. Se lo vuoi mettere diciamo, in bella evidenza, ci sarà anche il nostro cameraman che adesso lo farà vedere. Ueno Napo, che cos'è? Sono due parole... Dritto, fermo così. Sì, ecco qua. Sono due parole della lingua Mapudungun, che è una lingua del popolo Mapuche, visto che si parla di sagra, di popoli, di cileni di Pasqua, Rapa Nui. Questa è un'altra popolazione cilena che si chiama appunto Mapuche. Vive diciamo nella parte sud della Patagonia, insomma la parte sud del Cile. L'ho scoperta un po' di anni fa, insomma, questa popolazione, venendo a contatto con dei turisti appunto cileni, mi hanno raccontato la storia di questo popolo, ma soprattutto ho scoperto che Mapuche significa gente della terra, proprio come Agrigento, e questo insomma un po' ha messo in attivo tante curiosità da parte mia, la voglia di approfondire, e poi da lì insomma è venuto fuori una storia spero ricca e interessante, comunque sicuramente che mi ha impegnato abbastanza. O ha delle radici reali? Ma diciamo ha delle radici reali per quanto riguarda la lingua, per esempio Mapudungun, che ogni tanto uso, ed è insomma la lingua effettiva. Alcune notizie riguardano effettivamente quello che è stata la storia del popolo Mapuche, però non è un romanzo storico, in realtà è un romanzo fantascientifico, un po' distopico, cioè presenta una realtà un po'... non so chi l'ha scritto, dice che li chiama anche Avatar. Sì, richiama anche Avatar perché, sì, essendo un romanzo di fantascienza, ha anche questo tema ecologico, no? di come potrebbe andare a finire male, diciamo, se continuiamo su una strada che non ha prospettive, insomma, su una strada che è basata solo sulla tecnologia, sugli algoritmi, sull'immagine, insomma, su quello che un po' vediamo già essere adesso la realtà, no? È un romanzo importante, è inserito nei 5 finalisti del Premio Nazionale Odissea 2021.
Sì, qualche anno fa, appunto nel 2021, ho partecipato a questo concorso nazionale di inediti, perché ancora non era appunto stato pubblicato, inedito, certo, era un concorso di inediti e è stato tra i primi 5 finalisti. È un concorso che cura Francoforte, che è editor della Mondadori, quindi insomma ha un certo suo spessore. Adriana Iacono è una linguista, una professoressa di lingue, insegna sia al liceo Empedocle che anche al polo universitario. Come nasce scrittrice? O come diventa scrittrice? Ma diventa scrittrice, già usare la lingua, diciamo, anche nelle sue varie versioni, anche scritta, è sicuramente insomma, un percorso interessante. Ma ho cominciato una ventina d'anni fa più o meno a scrivere, l'interesse c'è sempre stato, però poi insomma è la pratica quella che poi porta effettivamente a scrivere, a concretizzare questi progetti, quindi è una passione antica che però insomma si è sviluppata nel tempo e non avendo tanto tempo libero ci vuole anche insomma degli anni. Sì. Cioè, infatti io anche ospitando anche altri amici o amiche scrittori e scrittrici, dico ma come avviene la stesura di un libro? Cioè, secondo me devi avere già un format in testa, no? Su quello che deve essere l'evoluzione e poi magari viene amplificato, viene allargato. Sì, diciamo più che un format, un'idea, no? Una cosa, è come tirare il filo di una matassa, no? Cominci a tirare un po' il filo, poi viene fuori qualche altra cosa e a poco lavorando su questo filo viene fuori una trama, una storia, insomma un'idea si associa all'altra, è un po' come creare, credo, un progetto di una casa, insomma bisogna lavorare su tanti aspetti partendo da un'idea centrale. In questo caso appunto l'idea centrale era questo popolo antico associato però a una dimensione futurista e vedere cosa veniva fuori insomma da questo incrocio. Ed è un po' un invito a ritornare alle radici. Si parlava di artigianato, si parlava, no, di tradizioni locali, di incontri di culture. Tutto questo nel libro c'è, è proprio un invito a riscoprire il contatto con la natura, con il pianeta, e le popolazioni antiche questo lo fanno, insomma lo fanno naturalmente, quindi da loro potremmo sicuramente imparare molto. Quando hai messo l'ultimo puntino di fine è uscito fuori quello che avevi immaginato o in corso d'opera poi ha avuto delle... In realtà ha subito tante modifiche questo, sì. Però devo dire che un editore voleva completamente trasformarlo e lì ho detto no, perché l'idea di base deve restare, non deve essere snaturato, cioè l'idea chiaramente di base deve essere quella. Poi io ho fatto tante modifiche, per carità, fa parte del processo di scrittura. Insomma, chi lo vuole leggere, chi lo vuole insomma, avere, oltre alla versione ebook c'è quella sì, quella cartacea, insomma, sì, la cartacea si può ordinare su Amazon o in libreria, si può andare, se non è disponibile si può ordinare sicuramente. Ritorniamo all'assessore Marco Pullo, abbiamo parlato insomma di questa sinergia con il territorio di Fontanelle, ma sono tante le azioni sociali che il tuo assessorato porta avanti, come insomma quello credo che sia importantissimo per la trasformazione e la visione di un quartiere diversamente da quello che appare o da quello che in realtà non è, ovvero Villa Seta, il suo, chiamiamolo, centro commerciale, insomma, che se riqualificato veramente darà un input in più. Sì, sostanzialmente siamo ben lieti, lo ho annunciato in questi giorni che è stato aperto proprio in questi giorni il cantiere per quanto riguarda la ristrutturazione del vecchio centro commerciale di Villa Seta, che è il cuore centrale di quel quartiere dove ad esempio Alcarube ha la falegnameria sociale, no? Proprio perché si sposa in quel contesto, e questa ristrutturazione porterà senza ombra di dubbio alla opportunità di rinascere, perché poi di questo si tratta, ma non ci possiamo limitare solo ad un aspetto di carattere strutturale, dobbiamo creare le condizioni di parlare con il territorio, e a breve organizzeremo, grazie all'aiuto dell'associazionismo, della parrocchia
parrocchia, della scuola, di tutti quelli che diciamo sono gli attori del territorio, un'assemblea cittadina proprio per parlare con i cittadini, per discutere di quello che si vorrebbe fare lì. Ma sarà sempre centro commerciale? Ma più che centro commerciale lo possiamo anche definire come un centro servizi, ma perché no? Un luogo di ritrovo, un luogo di elaborazione di proposte, di idee. Io la vedo un po' proprio come un posto dove lì i giovani si incontrano per pensare a cosa vogliamo fare del domani, anche non solo del territorio legato al quartiere, ma anche della città, perché no? Potrebbe diventare un momento importante di dialogo. Ma certo, io dico sempre, è giusto realizzare un teatro, un cinema, una villetta, un qualsiasi cosa, ma poi queste cose devono essere fruite, cioè non è che si costruisce e finisce lì. Ma deve essere... Cioè il progetto inizia alla fine della costruzione. Esatto, ma deve essere, come dire, interessante quello che... La trasformazione deve essere interessante per chi la vive, poi, no? È funzionale al territorio e ai cittadini che quel posto dove abitano, perché altrimenti abbiamo fallito già in partenza. Però tutto questo rientra in quello che è un rapporto che l'assessorato mio alle politiche sociali, insieme a quello dei quartieri, sta cercando di mettere in campo, perché sono numerose le azioni di carattere sociale. Noi ad esempio ci siamo ritrovati, io mi sono ritrovato ad arrivare in assessorato in un periodo complicato come quello del Covid, e lì abbiamo cercato di aggredire tutte le linee di finanziamento, di aiuto alle famiglie bisognose e famiglie che si sono trovate in un momento di difficoltà, e abbiamo erogato ben 2.700.000 euro di aiuti, ed è stato un lavoro immane. Devo ringraziare gli uffici che hanno veramente dato non solo un supporto dal punto di vista del carattere proprio professionale amministrativo, ma si è cercato di fare di più. Ma non solo, stiamo cercando di riattivare tutte le linee di finanziamento del distretto sociosanitario. Finalmente ci sono delle idee chiare su tutte quelle che possono essere le opportunità, nonostante le difficoltà di carattere economico, perché a volte le dinamiche di bilancio e gli strumenti contabili non in regola non ti permettono, nonostante ci siano le risorse economiche, di attivare tutte quelle misure volte all'aiuto dei soggetti più deboli. Mi riferisco agli anziani, mi riferisco ai minori, agli stranieri, cioè tutto quello che all'interno di numerose linee di finanziamento nazionali che ci arrivano ma che non riusciamo a spendere a causa del blocco del bilancio comunale. Tornando a Villaseta, i cittadini di Villaseta stanno capendo questa svolta, insomma, questa importante opportunità. Diciamo che bisogna lavorare tanto su questo, bisogna innescare delle politiche sociali di integrazione e di coinvolgimento. Questo è il compito nostro, e il compito secondo me maggiormente più difficile, perché il territorio è un territorio che ha la necessità di essere coltivato, accompagnato. Bisogna rendere le cose più semplici e tutti dobbiamo metterci qualcosa, altrimenti non riusciamo. Io ogni volta che passo da lì vedo quello stadio, insomma, rimasto a metà, con mezza tribuna, un muretto a metà, e lì sarebbe una bella riqualificazione. Ti farebbero la statua d'oro. Diciamo che non volevo dirlo, ma è opportuno Ti dirlo. farebbero la statua d'oro. Diciamo che su Villaseta c'è un'attenzione particolare dell'amministrazione comunale. Ma sarebbe anche un centro per fare degli spettacoli, musica. Se l'assessore vuole qualche idea, oggi La proprio in classe. Ben volentieri. In classe abbiamo fatto questo esercizio. Villaseta ha ottenuto anche un finanziamento per quanto riguarda rigenerazione urbana, che si innesca in quest'altro finanziamento per quanto riguarda il centro commerciale, e lì, attraverso questo dialogo con i cittadini, possiamo andare a vedere qual è la cosa maggiormente più importante da risolvere e più utile per il quartiere stesso. Quindi diciamo che c'è questa attenzione, cerchiamo di continuare ad essere presenti. È ovvio che tutto può avvenire solo attraverso, ripeto, quella parolina magica che è il dialogo con il quartiere, per cercare di attivare processi di cambiamento reali. Perfetto, ritorniamo al mandorlo, perché so che in regia Piero Le Causa ha preparato, insomma, un po' un omaggio al 75esimo mandorlo in fiore. Riccardo, sei soddisfatto dell'Azerbaijan che ha vinto? Uzbekistan, scusa. Uzbekistan. Sì, è un folklore un po' particolare, era dedito più che alla musica in evoluzione, oppure alla danza in evoluzione. Sembravano, per esempio, come se 12 bamboline con le pile
li attaccavi tutti nello stesso momento e tutti si muovevano in maniera perfetta. Quindi è un folklore particolare sulle movenze. Si vede che è un paese orientale, bravissime nell'esprimere questo loro tipico, perché il folklore, io dico sempre che non bisogna premiare nessun folklore, perché se parliamo di tradizioni e parliamo ogni popolo ha la sua tradizione, ha la sua danza. Noi abbiamo la tarantella, ma quando anticamente non si ballava la tarantella ci poteva essere il lancet o la iolla, che magari erano meno spettacolari della tarantella. Ho visto una particolare attenzione al gruppo dei giapponesi con quei tamburi che oltre a essere musica era religione. Sì, io sono stato lì in Giappone diverse volte e lì è proprio la loro, è più nella musica che nella danza. Sì. Infatti sono perfetti, nelle scuole studiano, in ogni scuola hanno una loro band di questo tipo, quindi ci vuole molta professionalità e lavoro per arrivare a una attività in questo modo, perché poi la musica allegra, battere le percussioni non è facile. Ma io ho visto che quello come se facesse una preghiera iniziale prima di... Sì, è la loro espressione della tradizione. E poi insomma la musica allegra dei messicani, del Perù... No, è stato un ricomando, ecco, c'erano gruppi con i loro colori, le loro danze. Poi la grande tradizione del folklore dei paesi, diciamo, dell'est europeo, che sono sempre il top. Scuola pura, il top. Credo che Piero De Cause abbia già pronto questo omaggio che vogliamo fare al 75esimo Mandorla in Fiore. Grazie. Da raggiungere, ma quotidiana realtà per tutti i popoli del mondo. Salutiamo e ringraziamo infine tutti i numerosissimi ospiti venuti da lontano che partecipando alla temporata di stasera hanno scelto di dare a completa testimonianza pace e di fratellanza. Grazie a tutti! Tempio d'Oro 2023, edizione post-Covid, quello della rinascita, viene consegnato a Uzbekistan! Concessi del sindaco Benedetto, eccoci qua, Uzbekistan! Il Tempio d'Oro. Però facciamo una cosa, non appena i colleghi finiscono, facciamo vedere anche al pubblico questa scena, perché il pubblico è giusto che guardi. Eccoci qua, fate le foto. Allora,
l'Uzbekistan, bravi veramente. C'è stato qualcosa che ti ha impressionato particolarmente, Riccardo? Ma dico io, magari lo vedevi in un modo, l'hai visto in un altro modo, oppure durante questa settimana qualcosa di particolare che magari noi non abbiamo visto e tu da dentro hai notato un po' di più? allora, io vedo dall'alto della mia esperienza, perché sono dentro da piccolo e gli occhi vanno a perlustrare le scarpe, i costumi, i colori, come sono mantenuti i costumi, quindi guardavo tutte queste cose e devo dirti che l'Uzbekistan aveva il migliore costume, curato, bello, esplosivo, quindi vado a guardare tutte queste cose, non solo, ma anche dell'espressione della danza, per come si muovono nelle movenze sul palco, se c'entrano nel palco dal lato artistico o lo decentrano, quindi lì subentra la professionalità, che è un gruppo, perché noi siamo dilettanti professionisti, cioè a dire lo facciamo senza essere remunerati, ma lo facciamo perché abbiamo nel nostro cuore la passione del folk. Continuerai a farlo all'infinito? Io lo spero, spero che i bambini mi seguano. Ripeto, poco fa ho detto, questi bambini che io ho messo su in 3 mesi e i loro genitori hanno avuto un entusiasmo incredibile e credimi, io lo faccio gratuitamente, senza far pagare nulla ai genitori, cioè i bambini vengono da me come se fosse una scuola, ma loro non pagano niente, diciamo. Quindi invito io chiunque volesse intraprendere, perché i bambini oggi che sono molto sensibili, vivono un momento molto delicato, i genitori che si lasciano, le difficoltà economiche, quindi nel momento in cui vengono lì a ballare, a cantare, hanno dei momenti di rilassatezza bella, gioiosa. Bene, io spero di continuare Riccardo. Ancora così per altri 50 anni. Bene, bravo Riccardo, poi ti dedicherò altri 2 minuti per questo premio che ti hanno dato, insomma voglio capirlo un po' più particolare. Carmelo Roccaro, l'aveva accennato anche l'assessore Marco Vullo, di questo bel progetto del laboratorio di piccola falegnameria nella vostra cooperativa sociale. Di che si tratta? Sì, in fondo è un piccolo tassello nel ragionamento che stava facendo prima l'assessore Vullo. Noi con un progetto della Fondazione Comunitaria Agrigento Trapani, che nel 2019 ci consentì di partire con una campagna di fundraising. Noi abbiamo ricevuto delle donazioni da parte di diversi donatori, in parte poi ha contribuito anche la Fondazione, e abbiamo realizzato questo piccolo laboratorio di falegnameria che ha 2 valenze. Uno è quello di supportare l'attività di apicoltura che noi stiamo facendo all'interno del parco, nell'ambito appunto, come dicevamo, del progetto Diodoros. E l'altro è quello di dare opportunità ai ragazzi di poter intraprendere dei percorsi formativi per poter acquisire anche delle nozioni da poter applicare proprio al mondo della falegnameria e quindi avere anche delle opportunità di lavoro. Noi già lo abbiamo messo in azione, ce l'abbiamo già utilizzato proprio in virtù di quell'altro progetto di cui noi parlavamo. Infatti i ragazzi si sono recati presso il laboratorio per costruire le prime arnie. Infatti sono riusciti a costruire le prime arnie con l'aiuto chiaramente di esperti, e quindi questo vuole essere per noi un piccolo segnale che ovviamente consente una sorta di contributo alla rivitalizzazione di un quartiere, anche cercando di recuperare l'artigianato, quello che magari erano anche attività che un tempo erano presenti a Villa Seta, proprio in quella zona lì. Mi dicevano che c'erano almeno un paio di falegnamerie professionali insieme a tante altre attività. Quando poi diciamo, andarono via tutto, infatti lì purtroppo vediamo una situazione con grande potenziale di locali chiusi, e il valore che noi diamo a questa attività non è tanto l'attività in sé, quanto il fatto di essere a Villa Seta e di poter, insieme alla rete che si sta creando, io non voglio
dimenticare nessuno, perché c'è una grande attività posta in essere, grazie anche all'azione dell'assessore, ma grazie anche a tutta questa rete che si è messa in moto a partire dalla parrocchia, dalla scuola. Abbiamo il CPA che è molto attivo, abbiamo i ragazzi di TTT, i volontari di strada, la comunità Slow Food Zagara al-Zahar, che ha per esempio realizzato un orto all'interno della scuola, un orto sociale. Anche lì i ragazzi cominciano a sperimentare proprio il contatto con la terra, e che noi vorremmo rendere ancora più aperto e disponibile ai ragazzi del territorio. Ragazzi del territorio che, come tutti i giovani, hanno delle grandi risorse, si scoprono veramente ragazzi con passioni, competenze e capacità straordinarie che, messe a frutto con delle giuste opportunità, darebbero sicuramente dei frutti importanti per se stessi, ma per tutta la collettività. Questo connubio tra lavoro e azione sociale mi piace molto, e poi il nome di Ape Operosa mi affascina. Sì, Vedo bene? Sì, d'altronde si voleva proprio dare questo segnale. L'ape è operosa per natura, guai se non lo fosse, perché altrimenti non sopravviverebbe. E noi abbiamo molto da imparare dalle api, proprio per l'organizzazione che hanno, per il modo con cui riescono veramente a fare cose incredibili, pur essendo dei piccoli insetti insignificanti in sé, come struttura. Hanno paura perché non lo so, poi invece che ci punge, no, vabbè, anche l'ape punge se è infastidita, però sono due cose ben diverse. Però le api sono realmente un esempio, sono molto importanti per noi, e quindi... Professoressa Iacono, aveva detto che c'era un progetto che voleva suggerire all'assessore Vullo. No, siccome oggi in classe abbiamo fatto questo esercizio che era fare delle proposte in inglese, quindi how to make a proposal, e poi l'esercizio consisteva nel immaginare un fondo dedicato alla città, cosa farne per migliorarla. E allora i ragazzi hanno messo effettivamente delle buone idee. Una era quella di creare uno spazio, dove poter fare i compiti, dove poter, seguiti da dei tutor, ma anche fare altre attività, anche attività culturali o attività laboratoriali, come potevano essere quelle che appunto venivano nominate prima. Quindi le idee ci sono, consultando i ragazzi sicuramente qualcosa di buono può venire fuori. Perché l'abbiamo detto, Adriana Iacono, oltre ad essere scrittrice, è principalmente docente di lingue. Sono insegnante, sì. È difficile imparare a parlare le lingue? Se c'è una buona motivazione, no. Quindi è quello il motore, è sempre la motivazione per qualsiasi cosa si faccia. I giovani sono più agevolati, no? Internet, i social. Sì, certo, i ragazzi adesso rispetto a un decennio, a 20 anni fa, hanno già una buona cultura di base dal punto di vista della lingua inglese, perché assorbono molto da internet, anche da videogiochi, ma molto anche da quello che passa in televisione. Adesso hanno la possibilità di ascoltare direttamente in lingua originale, sì. E questo è un esercizio che aiuta tanto, mentre la mia generazione, se voleva ascoltare qualcuno, o aspettava il mandorlo e magari oppure si doveva spostare all'estero. Adesso i ragazzi sono esposti alle lingue commerciale, all'inglese internazionale. C'è qualche altra lingua che affascina, o per lavoro o per piacere? Ma lo spagnolo è una lingua che sicuramente incuriosisce molto, proprio perché è molto simile alla nostra, è molto musicale, quindi viene molto gradevole, acchiappante se vogliamo. Quindi i ragazzi sono affascinati, ma sicuramente il tedesco è anche una lingua che viene richiesta per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi più che altro. Cinese arabo invece? Cinese arabo, il cinese sì, si sta sicuramente diffondendo, e l'arabo adesso per esempio anche all'università viene insegnato, ci sono corsi d'arabo, quindi sì, è un qualcosa, data anche la nostra vicinanza chiaramente con i paesi arabi, sicuramente con il Nord Africa, sicuramente è una lingua che può avere grandi sbocchi anche Eurolingue, che è l'istituto che tu hai fondato, che tu dirigi, è rivolto anche magari agli stranieri italiani che vogliono imparare l'italiano? Agli stranieri sì, ci sono anche dei corsi di italiano per stranieri che abbiamo fatto in passato e che proponiamo. Attualmente stiamo facendo dei corsi... Anche perché credo che sia obbligatorio.
Cioè per prendere la cittadinanza? Per prendere la cittadinanza, sì. Attualmente stiamo facendo dei corsi di italiano per profughi, gratuiti chiaramente, per i profughi ucraini. A Favara soprattutto c'è un piccolo gruppo che segue con costanza, insomma, si sta, chiaramente perché poi per inserirsi nel lavoro, insomma, è fondamentale la conoscenza lì. Sta attempato come ci me, sono, insomma. Ce l'abbiamo, sì, sì. c'è. Potrei riuscire a... Grazie. Ci vuole pazienza e costanza. Ci vuole, vabbè, insomma, non mi manca. Dai. Ritorniamo ai nostri amici della CNA, questa grandissima, immensa struttura, non lo dico perché qui c'è il mio amico Claudio Spoto, insomma, ma perché in realtà ne abbiamo... Hai un caffè pagato? No, non ne abbiamo contezza. Poi insomma fate anche dei lavori di ricerca, di studio, di statistica che non guardano soltanto il discorso dell'artigianato, ma quella che è l'economia in generale della nostra Italia. Tra qualche giorno credo che c'è proprio la festa degli artigiani. Sì, il 19 marzo ormai. San Giuseppe Artigiano. San Giuseppe Artigiano, questa, quindi papà artigiano e Giuseppe. Anche lì saremo impegnati il 18 e il 19 nella parrocchia di San Giuseppe in via Tenea di Agrigento con Don Enzo Sazio. Daremo il nostro contributo per onorare San Giuseppe, per onorare la festa, per onorare questa figura straordinaria di San Giuseppe Falegname, quindi gli artigiani in prima fila. Faremo un'esposizione dell'artigianato artistico con le ceramiche, le campane di Burgio, insomma avremo momenti di grande attrazione, anche enogastronomia, e poi il 18 ci sarà l'offertorio con i prodotti tipici che porteremo durante la Santa Messa. Insomma, saremo anche lì presenti per testimoniare la presenza della CNA accanto ai nostri artigiani, ma anche per dare un segnale di presenza, di vitalità nel nostro territorio. Ma ci sono ancora gli artigiani di una volta? C'è ancora il falegname che fa le cose con le mani, c'è il ferro battuto, insomma. Ma le mani, allora, ci sono, ovviamente c'è l'ausilio delle apparecchiature che aiutano, ma è sempre poi la mano, l'intelligenza. Ma ragazzi che vogliono fare questo mestiere? Certo, sì? ci sono delle nuove generazioni che hanno questa attitudine, ma sta a noi accompagnarle e guidarle, indirizzarle in questo ci sono delle agevolazioni anche di contributi, allora ci sono tanto dei bonus, chiamiamoli così, magari per aprire un laboratorio. Resto al Sud, che è la misura che è, diciamo, più in auge, poi c'è anche la questione del microcredito. Ecco, ci sono le opportunità per poter avviare delle nuove attività. Resta Sud, che dicevo, quella più rinomata, quella che insomma va per la maggiore, e con il 50% a fondo perduto, il 50% a tasso zero in 8 anni, c'è un preammortamento, insomma ci sono le misure. Noi poi come Agrigento siamo anche sportello accreditato Artigiancassa, e da poco abbiamo avuto anche questa opportunità di poter erogare direttamente credito alle imprese fino a 50.000 euro senza passare dalle banche. Insomma, c'è un'attività molto ampia che riguarda il credito, riguarda la formazione, riguarda i servizi, riguarda la rappresentanza. Ecco, la Casa della CNA a disposizione, perché lì si trova davvero una protezione e una sicurezza nell'essere accompagnati nello svolgere questa grande attività dell'artigiano, della piccola e media impresa, che ovviamente è faticoso, ogni giorno grandi sacrifici, si rischia il capitale, si rischia di non farcela, perché poi ci sono le tasse, c'è tutta una serie. C'è una pubblicità a livello nazionale che proprio indica questo, no? La difficoltà, le preoccupazioni, però noi ci alziamo ogni mattina. Ogni mattina, perché bisogna sapere che c'è il maggior azionista è lo Stato, perché poi per 7 mesi si lavora per pagare i tributi, per pagare gli oneri previdenziali, quindi anche lì bisogna fare una battaglia, e come CNA a livello nazionale siamo impegnati assieme alle altre organizzazioni per cercare il costo del lavoro, che è un problema serio.
perché ovviamente l'artigiano, la piccola impresa deve essere messa nelle condizioni di lavorare, perché se oltre a questo poi noi mettiamo in conto che nel nostro territorio ci sono altre penalizzazioni, la marginalità geografica, i collegamenti, e quindi diventa, è quasi davvero uno sforzo in più. Non è un gioco di parole, ma è un'impresa. L'importante è che c'è il CNA. Fare impresa, è importante il CNA, la CNA è sempre accanto alle nostre imprese, noi lo facciamo ogni giorno con grande impegno e con grande passione, con tutta la nostra struttura a livello provinciale, ma siamo presenti in quasi tutti i territori della provincia. Bene. Assessore Vullo, leggevo tra le tue deleghe anche politiche di innovazione e ricerca e Agrigento digitale. C'è qualcosa che bolle in pentola o ancora la fiamma è spenta? No, diciamo che la fiamma era spenta, ma adesso stiamo correndo. È una delle deleghe importantissime che arriva subito dopo quella alle politiche sociali, ma la delega al digitale è il nuovo mondo, è il futuro. Noi abbiamo partecipato a ben 7 linee di finanziamento del PNRR che riguardano il mondo del digitale, tutte e 7 finanziate. Adesso stiamo attivando le procedure tecniche per la nomina del RUP e per l'attivazione di queste linee di finanziamento, perché fortunatamente il Ministero delle Politiche Digitali ci viene incontro attraverso un aiuto importante che è quello della messa in sicurezza di tutti i sistemi dell'ente, di tutti i settori attraverso il cloud, ma non solo, l'innovazione del sito istituzionale, ma la cosa più bella, diciamo così, da voglio intendere, rispetto a queste linee di finanziamento è la opportunità dell'eventuale voucher digitale che arriverà dopo avere speso questi denari per le migliorie per cui sono nate, dopodiché le economie che restano possono essere reinvestite nel mondo del digitale, e qui arriva l'importante mano del Comune che deve essere brava nell'attivare tutta una serie di opportunità. Una tra queste, un mio obiettivo, è la digitalizzazione dei cimiteri comunali, che potrebbe dare un'importante mano di aiuto ai cittadini rispetto a come si affacciano i servizi cimiteriali, ma non solo, tutto quello che è l'innovazione dell'Ender rispetto proprio al servizio cittadino. Mi riferisco a SPID, PagoPA, APIO e perché no l'attivazione tramite un concorso che potremmo promuovere all'interno dell'app cittadina. Noi abbiamo presente in città l'app Agrigento Digitale, che è un'app che abbiamo messo in campo e che è funzionante, piena di servizi, dove si può trovare un po' tutto, anche le cose che succedono in città, gli eventi e la promozione turistica, e quest'app intendiamo promuoverla e aumentare ancora di più i servizi, perché tra le mie deleghe c'è anche quella delle politiche attive del lavoro, e qui a breve presenteremo un progetto che riguarda la richiesta di domanda e offerta di lavoro, perché dobbiamo essere facilitatori come ente rispetto a queste dinamiche, rispetto a queste problematiche. Anche lì proporremo a breve attraverso l'app cittadina un importante progetto che riguarda la lotta agli sprechi alimentari, e poi a breve la presenterò, perché prima, per quanto riguarda la questione della rete, dobbiamo sentire... Un dramma mondiale. Io ho letto che quasi la metà quanto? 30% del cibo che produciamo viene buttato e non usato. È una grandissima offesa, soprattutto alle persone muoiono di fame, muoiono di sete. E qui attiveremo, grazie a questa delega al digitale, un'importante iniziativa, ma non ne voglio parlare adesso perché... Non parlo dell'altra delega dei rapporti con il Consiglio Comunale, insomma, quella magari la lasciamo stare. Grande Riccardo, allora, io ho letto che a Catania ti hanno consegnato meritatamente il premio Sikelos, alla Sicilia che lavora e che produce, un riconoscimento per il contributo dato assieme al gruppo Città di Agrigento alla conservazione delle tradizioni folcloriche e della cultura popolare locale. Una bella soddisfazione per uno che ancora, insomma... Sì, una bellissima, poi riceverlo in un contesto diverso dove tu vivi
è sempre ancora più bello e più emozionante. C'erano presenti tantissime autorità politiche, amministrative, che hanno premiato 9 eccellenze di tutte le 9 province, ognuno con un ramo diverso, dalla gastronomia all'architettura, al recupero del centro storico, quindi ingegneri, archeologi, cuochi, quindi una manifestazione importante. Questo premio lo dedico io a mia moglie e mio figlio, che con mia moglie ho condiviso 45 anni di attività, e quindi assieme ho avuto la fortuna di arrivare a conoscere e approfondire la tradizione folclorica agrigentina. E anche un ricordo alla signora Milano, che era la presidente del nostro gruppo Città di Agrigento, che oggi, proprio per la continuazione, viene gestito da mio figlio Luca. E quindi con orgoglio, tra l'altro sabato sono andato lì la mattina per poi ritornare alle 5 per essere già pronto per lo spettacolo alla sera. E quindi orgoglioso di questo. Spero ancora, come ho detto prima, di poter insegnare e dare il tuo contributo alle nuove generazioni la mia esperienza. Noi abbiamo fatto all'inizio l'omaggio al mandorlo in fiore, e proprio, insomma, per questo premio, ma anche per quella che è la tua attività, vogliamo fare anche un omaggio al tuo gruppo, alla Città di Agrigento, dove abbiamo preparato, che tra l'altro a giugno andrà a rappresentare l'Italia in America, e un ringraziamento di questo video va alla K Movie di Agrigento, che ha fatto un lavoro straordinario. Prego, grazie Pietro. Riccardo, hai detto che tu hai girato il mondo, ma c'è una location simile in tutti i festival internazionali del folklore al mondo? Così assolutamente no, cioè fare uno spettacolo così suggestivo davanti a 2500 anni di storia è una cosa molto molto emozionante, ma non solo per me, ma anche per tutti coloro che hanno la fortuna di ballare davanti al Tempio. Io questa fortuna l'ho raggiunto dopo 45 anni, pensa un po'. Siamo arrivati praticamente, insomma, alla fine di questo nostro appuntamento. Spero che, come dicevo all'inizio, di avervi fatto trascorrere quest'ora parlando e ascoltando degli argomenti interessanti che hanno suscitato sicuramente la vostra attenzione. Però, professoressa, ogni tanto mi viene qualche dubbio, ma dico, ho fatto dire tutto ai miei ospiti, cioè magari sai, uno si prepara, io scarico certe volte qualcosa da internet su quelle che sono le vostre cose, le vostre attività, ma poi penso, ma c'era qualcosa che magari volevi dire e che non ti ho fatto dire? 30 secondi per farlo, professoressa. Sì, io volevo lanciare un invito più che altro alle colleghe e ai colleghi di insegnanti di inglese, perché il giorno 21 marzo, appunto martedì prossimo, ci sarà un evento importante di Cambridge English che abbiamo organizzato insieme appunto a Cambridge English, che è al liceo Empedocle. Verrà Sara Ellis, che è una responsabile nazionale di Cambridge English, insieme a Simon Brown. Io farò anche una mia relazione, quindi insomma l'evento è gratuito, è formativo e dà diritto all'esonero, quindi chi vuole è invitato a iscriversi e a partecipare a questo evento. Può informarsi direttamente con la propria scuola. E poi naturalmente leggere il quello mapo, certo. Perfetto. Assessore Vullo, non ti ho chiesto niente di particolare o ti ho chiesto già tutto? No, ho chiesto tanto, però una informazione di servizio la dico pure io, perché noi abbiamo attualmente in corso, grazie alla
al servizio comunale la domanda dell'ADA, l'assistenza domiciliare anziani, quindi invito tutti coloro che hanno superato l'età dei 65 anni e hanno la necessità di avere un aiuto a casa di approfittare di questo servizio, che è assolutamente in modalità digitale la presentazione, perché abbiamo digitalizzato quasi tutti i servizi del servizio sociale comunale attraverso una piattaforma dedicata, ed entro il 31 di marzo è possibile presentare domanda, i familiari o chi può, alle persone che hanno, diciamo, una disabilità o una necessità anche di fare la semplice pulizia a casa o di essere accompagnate per andare a comprare il pane o andare in farmacia o qualche altro servizio che magari l'anziano non riesce a fare da solo. Abbiamo messo a disposizione questo servizio sbloccando delle somme del piano di zona, e quindi è un'informazione che voglio dare, e invito i cittadini ad affacciarsi a questi servizi che sono abbastanza utili. Grazie Assessore Vullo. E Carmelo Roccaro, a parte il fatto, dico, che io mi sono dimenticato di dirti che mi autoinvito per mangiare un po' di couscous di Maremme, c'è qualcosa che non ti ho fatto dire? Sì, io volevo dire due cose. Intanto ringraziare l'assessore Vullo, non perché è qui, ma perché in realtà è stato uno degli artefici che ha consentito la realizzazione del progetto, facendosi portavoce anche in giunta per l'assegnazione di questo locale che abbiamo recuperato e restituito un po' anche alla cittadinanza, alla fruibilità della comunità. E poi un invito che vorrei fare ai ragazzi: vorrei che i giovani fossero più protagonisti del cambiamento, perché hanno le risorse e il potere di farlo. Quindi questo è un invito che mi sento da fare oggi, proprio alla luce dei ragionamenti che stiamo facendo e delle cose che si stanno mettendo in campo. Grazie Carmelo Roccaro. Claudio Spoto, CNA. Due cose veloci. Velocissime. CNA, oltre ovviamente alle imprese, abbiamo il caffè patronato, e in queste ore, ecco, c'è la necessità per chi è percettore di reddito di cittadinanza di dover fare dei corsi, di dover affidarsi a delle APL per l'orientamento, per non perdere questo diritto. Ecco, noi siamo APL, quindi offriamo questo servizio. Un'altra cosa velocissima sul super bonus, Croce Edilizia, tante battaglie, noi abbiamo una piattaforma, abbiamo lavorato bene, abbiamo offerto un servizio, abbiamo prodotto più di 50 milioni di lavori, quindi abbiamo davvero messo in campo un percorso virtuoso. Purtroppo però ci sono problemi legati ai crediti rimasti incagliati e al fatto che il governo in maniera repentina e brusca ha interrotto il credito d'imposta, la gestione del credito d'imposta e lo sconto in fattura. Su queste stiamo facendo una dura battaglia, perché non si può la sera al mattino cambiare le carte in corsa. Grazie Riccardo Cagicia. L'ultimo messaggio? Un messaggio molto importante, e lo rivolgo all'assessore Marco Vullo, perché parlare di gruppi folcloristici, parlare di attività folclorica, parlare di tramandarla significa avere difficoltà, e le nostre difficoltà oggi, che siamo pochissimi gruppi, di dedicare un piccolo contributo alle attività del folklore agrigentino, perché noi lo rivalutiamo, noi mettiamo la nostra anima, però giustamente i ragazzi poi devono essere premiati. Come andiamo all'estero, andiamo in questo momento, prima vivevamo momenti bellissimi d'oro con i contributi regionali, adesso non c'è nessun contributo, quindi il mio augurio è che anche il comune si dedicasse un attimino a un piccolo segnale, affidando qualche progetto di sociale. Parliamo del cielo, possiamo parlare anche con i progetti sulla rivalutazione. È un servizio sociale. Grazie ai miei gentili ospiti per questa bellissima ora che abbiamo trascorso insieme, e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.